California, un angolo remoto di sogno americano tra le selvagge terre del Bellunese. Le miniere, conosciute fin dai tempi antichi, raggiunsero il loro massimo splendore sotto il dominio veneziano. Il cinabro, essenziale per il mercurio, veniva trasportato fino a Murano per la produzione del vetro. Eppure, tra la realtà e la leggenda, si parlava anche di oro e argento. Sulle montagne al confine tra l'Agordino e il Primiero, le miniere di Vallalta segnarono un'epoca, non solo un'industria, ma una vera e propria comunità, fatta di minatori e boscaioli. Tecnologie innovative, come il famoso forno di Vallalta, alimentavano un'economia che coinvolgeva decine di famiglie. Ma il prezzo da pagare fu alto. L'eccessivo sfruttamento delle risorse causò disboscamenti, inquinamento e una vera trasformazione del paesaggio. L'attività mineraria continuò fino al 1963, quando le gallerie furono abbandonate. Ma con l'inizio del dopoguerra qualcosa cambiò. La strada della Valle del Mis aprì nuove prospettive. La vecchia osteria dei minatori divenne un alberghetto, poi l'albergo Bissoli con la sua sala da ballo e nel 1954 arrivò la prima televisione della zona. California, un tempo luogo di fatica e duro lavoro, divenne un punto di riferimento per tutta la valle. Poi, il 4 novembre 1966, tutto cambiò. L'alluvione spazzò via il paese. California fu inghiottita dalla furia delle acque e divenne, in poco tempo, un paese fantasma. I suoi abitanti si trasferirono nelle frazioni vicine, mentre a Sedico sorse il nuovo quartiere Nuova California. Oggi ciò che resta di California sono solo ruderi sommersi dalla vegetazione, un luogo che racconta in silenzio una storia di speranza e rovina. Per visitarla bisogna camminare, percorrere un ponte fragile, immergersi nel ricordo di ciò che fu e riflettere sul destino di un villaggio che un tempo era vivo e pieno di sogni. California è un luogo dove il passato e la natura si fondono e ogni pietra racconta una storia di tempi lontani, ma ancora vivi nella memoria di chi sa guardare.